la Regione Veneto manda a tutte le province di rinnovare l'autorizzazione AIA a tutti quelli che l'avevano purché fossero in regola con la documentazione. Altra cosa che personalmente non sono andato a leggere nel BUR, perché non è che mi leggo tutte le leggi del BUR, però mi risulta che voi eravate informati di questo. No, scusate, fatemi, scusa, guardate che me l'avete detto. È ora di mettere. La democrazia permette di parlare, se no non siete democratici. Allora, in febbraio 2015 è arrivata una lettera nel comune per conoscenza dove veniva prorogata l'autorizzazione AIA per 10 anni per l'Italcementi. Questa lettera è arrivata negli uffici via PEC per conoscenza, l'impiegato che ha scaricato la lettera PEC l'ha presa e messa nel fascicolo Italcementi senza consegnarlo né al sindaco né all'assessore all'ambiente. Guarda che va in procura, questa roba va in procura, quindi non stiamo a parlare tanto così. Io la prossima settimana mando tutta la documentazione in procura, quindi chi è colpevole verrà fuori se ci sono colpevoli. In marzo è arrivata un'altra lettera PEC dalla provincia, sempre per giunta avevano sbagliato anche l'indirizzo, e segue la stessa trafila, cioè l'impiegato la scarica, siccome era per conoscenza ed era un atto dovuto della provincia, la mette nel fascicolo cementeria. Nessuno sa niente dell'autorizzazione AIA prorogata. Che è il nome di questo? Lo saprà la procura, non devo dirlo a voi, io comunico alla procura quello che devo dire, non devo comunicare niente a voi. È un dipendente del quarto livello. Non so, scusate un attimo, fate illazioni, sarà la procura a vedere se ci sono colpe o non colpe, scusate un attimo. Allora, nel frattempo, discussioni, ben sapete tutto quello che è successo, in tutte le delibere risulta che la scadenza dell'AIA è 2021. Detto da me, detto dai dipendenti, dai dirigenti, detto anche dall'opposizione. Io ho anche i consiglieri che sono intervenuti, io ho letto, sono andato a leggermi i verbali ieri, c'è scritto sì, l'autorizzazione AIA scade nel 2021. Benissimo, io vado al tavolo ambientale a Este e quando parliamo al tavolo ambientale a Este parliamo della scadenza del 2021 ed era presente la provincia, il dirigente della provincia. Questo è nel 2016, quindi è stato dopo che era già stata prorogata l'AIA. Il dirigente della provincia ed era presente la cementeria, il dirigente della cementeria, che non smentiscono che l'AIA scade nel 2021. Vado oltre. Quando hanno fatto il verbale in provincia, un piccolo codicillo prima, nel consiglio comunale viene il vicepresidente della provincia, Bui, con un dirigente della provincia, e lì c'è scritto con loro presenti che scade nel 2021. Sul giornale di oggi leggo che Bui ha detto ma noi avevamo mandato nel 2015 che scadeva nel 2029, ma se lui nel 2016 ha detto che scadeva nel 2021 in consiglio comunale. Ultima cosa, il verbale del CSSC, a pagina 16, da tutta la commissione tecnica, c'è scritto che nel 2021 deve essere rinnovata l'AIA. Allora, 3 giorni fa mi telefona un giornalista, 3 giorni fa, e mi dice: sindaco, vado oltre. Nel frattempo, siccome la salute è un bene di tutti e non è né di destra né di sinistra né di centro né dell'alto né di basso, la salute è un bene di tutti, in consiglio comunale, nell'ultimo consiglio comunale, è andata a sentirvelo, abbiamo deciso di fare una commissione consiliare costituita da 7 consiglieri comunali, allargata ai comitati. Vado oltre, ho intenzione questa settimana di allargarlo, se hanno intenzione, alla pastorale sociale, e vediamo se deve essere allargata ad altri. Cosa deve fare questa commissione? Analizzare tutto quello che c'è da analizzare sulla cementeria, tutto quello.
guardi che tutto quello che c'è da analizzare sulla cementeria alla luce dell'articolo 19, tenendo conto della salute dei cittadini, e l'amministrazione si è impegnata a mettere a disposizione della Commissione i soldi per le consulenze scientifiche, tecniche, ambientali e legali, in maniera da percorrere con un percorso legale tutto quello che è possibile fare legalmente. Fatto questa premessa, voglio dire anche che i comitati ho dovuto insistere per farli mettere dentro, perché c'era qualcuno che non li voleva dentro a livello dell'opposizione. La verità, dovete sentirli i consigli comunali, la verità è questa, la verità vi fa tanto male, la verità è così. Allora, fatto questo è stato il consiglio. Questo è stato quello che è successo in Consiglio Comunale. In Consiglio Comunale ho detto anche un'altra cosa, che tutte le riunioni, dovranno essere in streaming in maniera che tutti i cittadini possano vedere quello che viene detto e devono essere registrate e permanenti sul sito del Comune. Non esiste che solo 300 cittadini o 200 cittadini siano informati, tutti devono essere informati di quello che sta succedendo. Facciamo fatica a far passare tutte le informazioni. Ora, io ho detto anche un'altra cosa: il sindaco è la massima autorità per quello che riguarda la sanità e la salute dei cittadini, e questo è un compito che io mi sento di avere. Inoltre vi comunico che sono finalmente arrivate le analisi epidemiologiche dell'università, dove sono state analizzati tutte le patologie dei cittadini di Monselice, dal 2000 al 2013 compreso, quindi un arco di tempo di 14 anni. In questa analisi vengono analizzate l'incidenza dei tumori, l'incidenza delle malattie broncopolmonari, le malformazioni fetali e le malattie cardiache. Questo dato è stato confrontato con i dati dell'ULSS e con un'altra indagine epidemiologica fatta nel comune di Este un anno fa. Questi dati ci verranno consegnati la prossima settimana, li metteremo sul sito e l'ultimo giorno del mese, credo il 30, ci sarà in sala consigliare la presentazione di questi dati trasmessi per streaming, perché alla salute dei cittadini ci teniamo tutti. La salute è un bene comune, non è né mia né vostra, è di tutti la salute. Fatta questa premessa, io ho parlato con la cementeria Buzzi. Sono venuti la prima volta da me chiedendomi un incontro e io ho detto che era mia intenzione non dialogare direttamente con loro, ma che dovevano dialogare con una commissione che sarebbe stata creata. Non era ancora stata creata la commissione. La reazione è stata una lettera, dal mio punto di vista, offensiva, perché è stata una lettera di aggressione, quella lettera che è arrivata. Al che, quando hanno visto che quella lettera aveva dato un esito decisamente negativo, sono ritornati da me. La prima volta non li ho ricevuti la seconda volta e gli ho detto: voi dovete dialogare con la commissione e se volete dialogare con me dialogate in streaming, in diretta. Io non parlo da soli con voi. Tutte le comunicazioni che mi arriveranno dalla cementeria le passerò alla commissione, questo è poco ma sicuro. La Commissione ha anche ampio mandato di fare tutte le indagini, di avere tutti i consulenti che desidera. E ultima cosa, la prossima settimana mando tutta la documentazione alla Procura. Perché mando tutta la documentazione alla Procura? Perché reputo strano che io scopro che l'autorizzazione AIA, io sindaco di Monselice, scopro che l'autorizzazione AIA è stata prolungata al 2029 3 giorni fa. Reputo strano che sta lettera, era negli uffici per conoscenza, era negli uffici, la procura farà le indagini, no? Sindaco responsabile! Lei è uno che non ragiona. Allora, reputo strano che il dipendente l'abbia messo, è stata una disattenzione? Non lo so, lo capirà la procura. Reputo strano che la cementeria in tutti gli incontri che ha avuto non ha smentito tutte le volte che
che l'AIA scadeva nel 2021. Un piccolo dubbio che sia stato utilizzato e nascosto questo per poter vendere la cementeria mi è venuto in questi 2 giorni. E quindi voglio che la Procura indaghi. Io volevo chiarire questa situazione perché noi l'abbiamo subita né più né meno come tutti i cittadini di Monselice. Grazie. Bene, signor Sindaco, ci darà atto della nostra...